Al via stamani ad Agrigento il congresso regionale medico sulla cardiologia interventistica organizzato da SICI-GISI, il comitato scientifico diretto dal dottor Giuseppe Caramanno, primario di cardiologia ed termodinamica al San Giovanni di Dio di Agrigento. L'evento continuerà anche nella giornata di domani sabato con vari qualificati esperti che si confronteranno con rappresentanti di altre strutture emodinamiche del territorio. Ma emodinamica oggi significa non soltanto trattare le arterie coronarie, che sono le arterie che irrorano il cuore, significa intervenire direttamente sulle strutture cardiache, tant'è che negli ultimi anni c'è stato un exploit proprio delle procedure interventistiche strutturali, cioè significa piantare ad esempio la valvola aortica per via percutanea, cioè senza intervento cardiocirurgico, correzione ad esempio della insufficienza mitralica, dello scompenso e prevenzione dell'ictus con la chiusura ad esempio del forame ovale e della chiusura dell'auricola sinistra. Tutte queste procedure che fino a qualche decennio fa erano appannaggio della cardiocirurgia, oggi se ne sono appropriati i cardiologi interventistici e quindi praticamente con una migliore prognosi per quanto riguarda i pazienti. Quindi oggi ci sarà un confronto qui ad Agrigento a livello anche regionale sulle materie? Sì, certamente ci sarà un confronto anche perché i numeri parlano chiaro, ormai la cardiologia interventistica siciliana è ai massimi livelli e non ha nulla sicuramente da invidiare ai centri di riferimento nazionali e internazionali. Sono a capo del Dipartimento, significa essere a capo delle 4 cardiologie della provincia di Agrigento, cerchiamo di risolvere le criticità che riguardano principalmente il personale medico e infermieristico sia delicata che della cardiologia cardiaca. Ecco, un quadro un po' della situazione del settore nella nostra provincia, c'è stato un aumento, insomma, le malattie cardiocircolatorie a che punto sono? Diciamo, noi facciamo del nostro meglio, certo ci sono delle criticità che riguardano ad esempio la rete dell'infarto, dove praticamente abbiamo qualche problema perché mancano delle ambulanze medicalizzate per cui non può realizzarsi appieno come si dovrebbe. Dottore Vaccaro, un'interessante iniziativa, oggi questo confronto di cardiologi interventisti, si discuterà anche molto di emodinamica, un quadro un po' della situazione anche di quello che lei sono le sue competenze. Sì, oggi è un congresso regionale della società GISE che si occupa appunto di emodinamica, che sarebbe la parte della cardiologia interventistica che nel corso degli anni ha fatto passi da gigante, perché oggi era inimmaginabile che un paziente colpito da infarto potesse seguire l'angioplastica nel giro di 30-40 minuti e poi venire dimesso all'incirca in 4-5 giorni, e questo succede ormai ad Agrigento da più di 10 anni. Vi posso assicurare che ad Agrigento chi sfortunatamente accusa questa patologia viene trattato nel migliore dei modi con un'angioplastica che viene eseguita da operatori esperti con impianto di stent. Ma oggi l'emodinamica non è solo il palloncino che viene gonfiata all'interno del vaso, perché oggi l'emodinamica è anche valvole, chiusure di difetti interatriali, chiusure di auricole nella fibrillazione atriale, quindi è una branca in continua espansione che grazie all'evoluzione tecnologica e della bioingegneria ha fatto passi da gigante che poi si trasformano in una migliore prognosi da parte naturalmente del paziente che riceve il trattamento. Ecco, parliamo di questa 2 giorni qui che vede riuniti tanti interventisti, si parlerà di emodinamica, insomma un momento di alto confronto medico. Assolutamente sì, la nostra società scientifica, la società di cardiologia interventistica siciliana ha scelto la sede di Agrigento e l'emodinamica di Agrigento e Sciacca per incontrarsi e confrontarsi in occasione del nostro annuale congresso regionale. Le realtà di Agrigento e Sciacca sono due realtà che da anni lavorano sul territorio e da anni contribuiscono nel migliorare la morbilità e mortalità delle malattie cardiovascolari, e quindi abbiamo scelto questa sede per riconoscere
il merito a queste realtà del lavoro fatto in questi anni e portare qui i tanti specialisti siciliani. Sarà un momento importante anche perché veniamo da un momento bruttissimo che è il Covid, quindi un post-Covid si riparte, insomma. Allora, diciamo che le cardiologie interventistiche non si sono mai fermate, hanno continuato a lavorare con più difficoltà di prima, ma come i cittadini avranno potuto apprezzare, le emodinamiche hanno continuato a trattare gli infarti e a garantire una assistenza su tutto il territorio regionale, così anche nella provincia di Agrigento. E chiaramente è stato un percorso più accidentato, ma ci siamo rapidamente riorganizzati, abbiamo lavorato in parallelo alla pandemia, consentendo l'assistenza anche per le malattie cardiovascolari. Chiaramente dopo un periodo difficile si auspica che ci sia un periodo di crescita, di nuova crescita.